Per parlare di ripresa e poter tornare alla situazione precedente al Covid, bisognerà aspettare dicembre 2021, il dato fornito da Confartigianato Padova ascoltando la situazione delle 1500 piccole e medie imprese del territorio. L'incertezza del periodo e il timore di un nuovo lockdown in autunno bloccano le assunzioni e per di più, dopo il periodo di chiusura in primavera, oltre il 50% delle imprese artigiane ha perso il 25% del fatturato. Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto per il centro-sinistra, ha commentato questi dati. Io guardo i consumi di energia elettrica, che sono degli indicatori in tempo reale di quello che sta succedendo, sono molto preoccupanti. Abbiamo avuto una riduzione anche dopo la fine del lockdown, a partire da giugno, dell'ordine del 20% rispetto allo scorso anno dei consumi elettrici. Questo è un dato molto preoccupante perché significa che l'economia non sta girando a pieno regime e io credo che con la fine di quegli ammortizzatori che sono stati attuati dal governo si possano presentare delle situazioni di pericolo. Per questo Lorenzoni chiede che non rimanga inascoltato l'appello degli artigiani al governo di mettere in campo strumenti per favorire gli investimenti. Dobbiamo aiutare le imprese a rioccupare le quote di mercato che sono state perse, soprattutto in una logica di esportazione. La nostra regione è fortissima, ma dobbiamo veramente aiutare le imprese in questa riallocazione delle quote di mercato che sta avvenendo in questi mesi. E io penso che la responsabilità della politica da questo punto di vista sia molto forte. Le imprese vanno accompagnate, vanno sostenute, soprattutto quando si stanno giocando delle posizioni sui mercati internazionali che nel lungo termine possono essere determinanti per la competitività di tutto il nostro territorio.